Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Donne allo Specchio. Questa sera ho con me ospite una super donna che è Paola Valmassoi e mi fa davvero piacere che tu abbia accettato il mio invito, la mamma di Alessandro Talotti. Sì. Alessandro Talotti che noi andremo a ricordare in questa puntata, saltatore in alto che ha ottenuto grandi successi sportivi, ma un ragazzo davvero di grande cuore che tutti ricordiamo con tanto affetto. Ma Paola Valmassoi, questo cognome, è un cognome che arriva proprio dallo sport, sì. Calciatori, insomma tu hai 3 fratelli che hanno vissuto nel mondo dello sport calcistico. Nel mondo dello sport da giovani, sì. Ecco. Un fratello è stato scelto a 17 anni all'Inter. Ecco, Elenio Herrera, proprio è andato a fare il provino e ha scelto Valmassoi. Chi è interista sa di chi parliamo. Sì. E difatti a casa sua, anche nostra ormai, tifiamo Inter. Poi un altro mio fratello Giorgio, prima è andato al Varese, anche lui giovane, 16-17 anni, non di più, e poi dal Varese al Bologna ha giocato tanti anni in Serie A. Poi avevo il più grande dei miei fratelli, Piero, che giocava col Belluno. Fatalità, un anno era uno in A, uno in B, uno in C, perché anche il Belluno era in C, poi basta, sì. Quindi una famiglia di grandi sportivi. Sì, l'unica sorella, l'unica femmina dei figli Valmassoi, che però ha avuto un figlio maschio che ha ottenuto grandissimi successi sportivi. Sì. Tant'è che Alessandro, tu mi hai portato diverse foto, ha giocato anche lui a calcio all'inizio? Sì, ha giocato a calcio con, vediamo se c'è qui, con il Campoformido e andava anche bene. Calcio, sciava, tutti gli sport. Alla fine perché lui ha scelto l'atletica secondo te? Ma a un certo punto anche suo papà quando è andato al liceo ha detto non puoi fare 2 sport, devi scegliere. E quell'anno lì l'allenatore che era lì Russi di Campoformido, che è il panificio lì proprio, era Luciano, proprio conosco, amico proprio di famiglia. Sì, anche di sti ragazzi, era proprio un bel gruppo di Campoformido. E quell'anno lì non ha allenato, sicché Mario Gasparetto se l'è portato via proprio volentieri. E quindi quello è stato il momento della scelta. Poi ha cominciato, vinceva sempre, con molta facilità, tutte quelle garette da regionali magari. Sì, tutto, lo portava dappertutto, vinceva. E poi è diventata una passione, quasi un suo lavoro, no? Allora, quando è andato la prima grande vittoria è stata a Formia nel 97, il settembre 97, quando ha vinto i nazionali allievi con 2,11 m, che non si vedeva da tanti anni, hanno detto un risultato così. È stata una bellissima gara e da lì è partito. L'anno dopo è entrato con gli junior, secondo mi pare, poi nel 99 ha proprio sbancato, primo dappertutto, promesse, indoor, allievi indoor all'aperto. Poi è andato ai Giochi Olimpici, ha partecipato a 2 edizioni, quindi insomma lì è iniziato proprio a tenere... Questa foto qui è proprio a Lignano, l'ho portata via apposta, che ha fatto 2,20 m in settembre del 99 e sono gli step, prima il 2,10 m, poi il 2,20 m, so che quell'anno lì il risultato era una finale di... 2,25 ad Atene, 12° posto nel 2004, proprio con 2,25, quindi lui ha avuto un'escalation di risultati poi. Sì. Lui praticamente prima di andare ad Atene nel 2004, nel 2003 ha fatto il 2,30, l'ha fatto allo Stadio Ridolfi a Firenze e ha vinto, forse no, mi sbaglio, ad Atene non aveva fatto. Io ho gli europei di Monaco 2002 con 2,27, che era, anche lì, lui era ancora promessa ed è riuscito ad andare con gli assoluti. Poi aveva vinto anche gli assoluti, i nazionali assoluti di categoria, non della sua categoria, che lui era ancora giovane, non aveva neanche 20 anni,
cos'era allora? 20? Nel 2000? Sì, nel 2000. 2000, però non aveva ancora compiuto 20 anni, a Milano ha vinto gli assoluti di atletica e poi è andato a Monaco agli europei nel 2001. Ma tu l'hai sempre seguito? A Monaco sì, siamo andati ad Atene, a Parigi, ai mondiali. Lui è un grande sportivo, un grande amicone di tutti, Sì, un grande sì, compagnone, sì. amato da tutti, Sì. sportivi e non, perché comunque lui era anche legato al territorio di Campoformido, della regione, Alla radio, alle sì, televisioni, musicista, un po' sì, cantante, sì. insomma l'abbiamo visto Ha in fatto tanti... anche un disco. Ha fatto anche un Sì. disco. Ce l'abbiamo visto in diverse forme, diciamo, Sì, non solo sì. sportivo. Sì, sì. E poi questo grande cuore, grandi tanto. amicizie, Sì, sì. ecco, e grande forza, perché comunque ha dimostrato di essere un uomo molto molto forte. Sì, sì. Ma anche la mamma, Sì? molto forte, insomma, non perché ad un certo punto, beh, quando è arrivata quella lì sì. notizia, immagino che tu l'abbia... L'anno scorso in febbraio, quando ho dovuto fare tutti i controlli veri, perché prima ha cominciato a dimagrire, diceva che era gonfiore, così. Poi ha organizzato, non so se sapete, ma Udin Jump. Sì, che certo. È stata la terza edizione quest'anno, l'ha creato lui, l'ha creato nel 99. Poi l'anno scorso l'hanno fatto prima del Covid, a Sì. fine gennaio, ed è stato un gran successo. Una manifestazione che Sì, ha ha avuto voluto portare il successo. salto in alto come è in Evento. varie città, Sì. a Udine, perché Udine Friuli è una regione di saltatori, Del Forno, Luca Toso, come si chiama, Di Giorgio. Poi ho detto adesso hai finito Udin Jump, vai a farti vedere, si è andato a far vedere seriamente, ha cominciato ed è venuta fuori la... Cioè tu l'hai capito il cancro. subito? A te l'ha detto subito? E lui ha detto mamma è arrivata l'attacco, adesso viene il medico ad aprirla perché non aveva coraggio. E siamo andati lì e insomma ha detto che c'era questo problema, il cancro, che bisognava operare, che proviamo a vedere, facciamo anche la colon e tutte queste cose. E, siamo andati al Policlinico, al Città di Udine, dal dottor Cristin l'ha operato, non ha potuto fare tanto perché era già troppo avanti e quindi il 6 di marzo è stato operato e il 6 di aprile ha cominciato le chemio. Nel frattempo si è guarito dall'operazione, l'ho portato a casa nostra perché Silvia era Sì, in dolce attesa, quindi in dolce attesa e l'abbiamo tenuta lontano dagli ospedali, specialmente perché c'era anche il Covid e in più ha dovuto rimanere a Trieste lei lì e ha cominciato le chemio, ne ha fatte 11 ed era migliorato molto, ogni volta stava un po' meglio. Nell'estate stava benino, settembre e alla fine di ottobre è nato Elio e ha avuto un e stava momento, bene, sì. stava benino, aveva avuto una chemio che era andata un po', lo aveva un po'... Debilitato. Però dopo ha superato così e quando è nato Elio andavamo giù io e lui a Trieste, era felice, tanto siamo andati giù alle 3:30 di notte ed è nato alle 8 del mattino. della sera. Ah, della sera, alle 20? Lui è rimasto lì tutto il tempo, fuori che 2 o 3 ore che è venuto a casa della mamma di Silvia, che io ero lì, Certo. perché non potevamo entrare, poteva entrare solo lui, l'ha seguita tutto fino a che è nato, alle 8 di sera. Il 30-10, 20-20 è nato Elio. Sì, sì. E quindi è stata una È gioia. stata una gioia, gliel'hanno messo in braccio a lui. Sì. E che cosa ti ha detto quando è diventato papà? Ma ha detto mamma una cosa, perché dopo poteva andare il giorno dopo solo un'ora, no? Mi hanno messo proprio alle 10 di mattina, era tardi che siamo arrivati a Udine. Non importa, ho detto, ci svegliamo e andiamo giù e fa, per fortuna l'indomani che mi hanno messo presto perché vedo l'ora di vederlo. Poi lo lasciavano dentro un po' di più. Mi dava una grande carica Sì, questo tanto, evento, questo bambino. Tanto, sì.
tanto. E tu sei riuscita a seguirlo, Sì. a vivere queste sue emozioni? Sì. E bisogna avere tanta sempre forza. con lui, sempre, tutte le cure, tutto. Mio marito ci portava fino all'ospedale, poi io lo accompagnavo alle visite. Dopo hanno smesso di farmi entrare perché non si poteva. Perché il Covid ha complicato. Però dovevo seguirmi tutto quello che scrivevano e si faceva. Le chemio, le robe. Dopo è stato il brutto, quando invece eravamo convinti che andasse bene, è cominciato di nuovo il male, perché a un certo punto devono smettere, non possono continuare a fare queste cose. E ve l'hanno detto? L'avete capito? Lui l'ha percepito? No, lui, gli avevano cambiato cura come di mantenimento, perché era tutto bloccato, però bloccato, non nient'altro di più. Poi col mantenimento non ha funzionato, che era una cura di pastiglie, poi li hanno cambiato, ma non stava bene più, benissimo come era prima. È successo qualcosa di innaturale per una mamma, per dei genitori, è proprio una cosa inspiegabile e innaturale. Sì. Tu hai portato tutte queste foto perché tu adesso vivi anche grazie a queste foto, no? Perché ti accompagnano le giornate. Sì. Mi hai detto che hai attaccato diverse foto di Alessandro in cucina, in tutte le pareti. Dei miei nipoti anche, che ho altri 2 nipotini. Certo. Insomma. Vivi grazie anche a questo adesso, no? Perché credo che sia una cosa inspiegabile, da capire, proprio da provare, cioè una cosa incredibile. Però tu lo senti, cioè tu attraverso queste foto lo senti, lo percepisci, è con te? Sì, lo sento, sì. Mi dà tanta tranquillità, tanta serenità, sì. Non credevo di farcela così. Non credevi? Perché anche... Si sente la presenza. Poi mi diceva anche l'ultima, mi diceva: mamma, guarda che io ho vissuto 40 anni, vorrei vivere ancora, però guarda che li ho vissuti bene, ho fatto di tutto, mi pento soltanto di non avermi preso un po' più tempo per divertirmi, nel senso andare magari una settimana in più in barca, e dopo doveva fare il sabato e domenica, invece il sabato aveva sempre, che faceva fisioterapista in ultima, e quindi non poteva, perché c'era quello che non poteva venire fuori che il sabato, allora doveva stare a lavorare, allora... Cioè, da prendersi più tempo per godersela, però mi sono tanto divertito, ha girato tutto il mondo. Quindi lui ti ha detto: mamma, quasi per rassicurarti, io sono contento di quello che ho vissuto, cioè te l'ha proprio fatto capire. Sì, era sereno, lui non era, cioè, logico che capiva quello che succedeva e non voleva che noi sapessimo. Lui non voleva proteggervi. Sì, non voleva. Non voleva, lui sapeva che non gli mancava tanto, però non voleva che noi, io cercavo di alleviarli tutto con le fisioterapie, avevamo tutti i vari che venivano a fargli massaggi, le robe, in modo che fosse sereno, avesse sempre compagnia, e così, ma lui, c'eravamo un po' illusi magari, perché e invece è così, la malattia è così, Paola, noi siamo in chiusura, vedi che questo specchio rappresenta il simbolo della trasmissione, no? Trasmissione bellissima. Quando tu adesso ti specchi, naturalmente a casa mi hai detto che hai gli specchi, sicuramente, ma hai tante foto di Alessandro, quando tu ti specchi che donna vedi oggi? Ma certo una grande mancanza, tanto grande, a volte ti attanaglia. Però mi sento anche serena perché ho fatto quello che dovevo fare, non ho rimorsi da dire non l'ho seguito, oppure mi sento serena che ho dato tutto, ecco. Una mamma presente sempre. Sempre. E Paola, io ti ringrazio per essere stata in nostra compagnia. E un grosso abbraccio virtuale, perché adesso col Covid non possiamo avvicinarci troppo, ma ti ringrazio tanto e complimenti. Io ringrazio voi per questo piacere che c'è stato di venire, anche se ero un po' titubante, ma insomma ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Grazie mille Paola. Grazie a voi. Un saluto anche al marito, tutta la famiglia Talotti. Grazie e ci vediamo alla prossima puntata.